Dunque, i racconti di Animal Spirit hanno come protagoniste donne, donne che sono, diciamo, in bilico, in dei momenti di transizione. Sicuramente, diciamo, è come se stessero tutte, anche se in maniera diversa, attraversando un campo minato a livello emotivo, devono prendere delle decisioni importanti, delle direzioni diverse. Però diciamo che ciò che lega tutti i racconti è proprio in ognuno dei racconti la presenza, a volte anche si tratta solo di immagini, di apparizioni, di immagini illuminanti, di animali. Sono degli animali, al 90% sono degli animali selvatici, non domestici, perché proprio questa presenza animale ancestrale che è come se aiutasse ad indicare a queste protagoniste la strada verso i loro desideri, verso il cambiamento. Sono come a volte una risposta, una specie di epifania. A volte l'animal spirit è proprio una specie di trasmissione di potere, il potere proprio del selvatico, di quella parte selvatica che noi abbiamo, ma che è a volte dormiente e a volte non sappiamo di possedere. E quindi solo attraverso questo rapporto, diciamo, con la natura, una natura primigenia, è come se le protagoniste dei racconti ritrovassero qualche cosa che forse neanche loro sapevano di avere. E in ogni caso, diciamo, le storie, anche se appunto non mettono al centro gli animali, ma li mettono sullo sfondo, sono storie che indagano, diciamo, i nostri rapporti familiari, le perdite, i desideri, i lutti, il sesso, il potere, insomma, diciamo, tutto ciò che in realtà c'è di terribile, di spaventoso o di anche meraviglioso, tutto ciò appunto che quello che ci rende però profondamente umani.